Il tema del bullismo e cyberbullismo è un tema di grande emergenza, perché è un tema che coinvolge i ragazzi già nella fase preadolescenziale, quindi si parla già della fine della scuola primaria e diventa poi esplosivo in questi anni della scuola secondaria di primo grado e anche poi nella scuola secondaria di secondo grado. Il Veneto per la legalità. Al Museo di Santa Caterina un incontro dedicato a un tema delicato e attualissimo, le parole d'odio sui social, il cyberbullismo e la cybersecurity. Ci sono 8 ragazzi su 10 che nell'ultimo anno dichiarano di aver subito un'azione di violenza, un atto di cyberbullismo o comunque un comportamento che li ha messi in difficoltà. Presenti i ragazzi delle terze medie di Roncade e Monastier, coinvolti in una mattinata di sensibilizzazione. Questo è un fenomeno molto diffuso, sul quale noi dobbiamo intervenire innanzitutto rendendoli consapevoli delle azioni che possono essere fatte a loro tutela, quindi segnalare ai genitori, segnalare agli insegnanti. Ricordo che una legge del 2017 sul cyberbullismo introduce proprio una figura del responsabile all'interno delle scuole, un docente che si deve occupare proprio di queste tematiche. Quindi in ogni scuola c'è qualcuno che ha un orecchio sensibile e che può aiutare questi ragazzi. È necessario organizzare il più possibile incontri che possano vedere la collettività coinvolta in prima persona. Un impegno che il Veneto porta avanti con costanza per trasformare l'uso del digitale da rischio a opportunità. C'è di mezzo il telefonino e i social ed è una grande sfida, soprattutto per quanto riguarda in questa fase d'età in cui magari non tutti hanno i social, ma tutti hanno WhatsApp ed è all'interno spesso di questi gruppi che avvengono fenomeni importanti di cyberbullismo. Da qui la proposta di un pronto soccorso digitale, un punto di riferimento per chi resta intrappolato in episodi di odio e violenza online. È importante lavorare sull'empatia, fargli capire due concetti fondamentali. Uno è l'empatia, la capacità dell'ascolto e di prendersi cura e rispetto di se stessi e degli altri. E il secondo è la pluralità di voci, capire che non c'è un'unica voce o un unico parere da assorbire in modo immediato.